E voltiamo pagina dal calcio ai motori per un riepilogo di quello che è stato il fine settimana del Rally Piancavallo, 2 giorni spettacolari con una gara che è tornata nella sua sede storica. Luca Rossetti trionfa al 29esimo Rally Piancavallo tra le moderne, mentre il francese Eric Comà fa sua la gara valida per il campionato italiano Rally Storici. Il pordenonese dal palmarès prestigioso con 3 campionati europei ed un campionato italiano conquistati in carriera, fino alla vittoria nella gara di casa, sulle strade dove all'inizio carriera si è fatto notare sulla piccola Peugeot 106. Luca Rossetti, al volante della nuova Peugeot 208 R5, navigato per la prima volta dalla veneta Eleonora Mori, parte cauto nella prima speciale, prendendo le misure con una nuova vettura per lui tutta da scoprire. Gli basta poco e già dalla mattina di sabato 8 agosto inizia ad incrementare costantemente il vantaggio sugli avversari, senza prendere rischi, rifilando alla fine quasi un minuto al vincitore del Piancavallo 2013, il manzanese Claudio De Cecco, sulla Skoda Fabia Super 2000 con Alberto Barigelli alle note. Fine settimana più che positivo per i vincitori della passata edizione del Piancavallo, Marco Zanier e Marica Marcuzzi sul terzo gradino del podio con la fedele Renault Clio Williams Gruppo A. Stessa vettura per Diego Valente, navigato da Mirko Altoè, che chiude al 4° posto assoluto, una 2 giorni davvero protagonista. Nel Rally Piancavallo storico, valido per il campionato italiano, dominio del francese ex pilota di Formula 1 Eric Comà al volante della Lancia Stratos. Comà è stato micidiale, conquistando 6 delle 7 speciali a disposizione. A Marco Sormano, il navigatore del vincitore, Michela Perissinot ha consegnato il trofeo Icio Perissinot, dedicato all'indimenticato copilota friulano scomparso nel 2004, che fu ideatore ed organizzatore del Piancavallo. Secondo posto per Nerobuto e Stel sulla Golf GT, che hanno preceduto il piemontese Ormezzano, navigato da Torlasco su BMW 320. Formidabile 4° posto del pordenonese Michele Doretto con la moglie Barbara Arcangeli su una Peugeot 104 ZS 1003. Il ritorno nella sede storica di Piancavallo, dove era nato 35 anni fa, era l'ultimo tassello che mancava al progetto di Fabrizio Grigoletti a capo della scuderia Sagittario per rifare un Piancavallo di alto livello. Altra nota positiva, le performanti vetture schierate nel rally moderno, 5 R5, 3 Super 2000 e 7 Super 1600, numeri al pari di un campionato italiano.